Alle 2 della mattina del 24 ottobre 1917, una rapida e poderosa sequenza di cannonate proveniente dall'artiglieria austro-tedesca assediò il fronte, stanziato lungo l'Isonzo. Era notte fonda, ma il cielo tremava a ogni colpo, come squarciato da lampi d'acciaio. Il terreno vibrava sotto i piedi e i crateri si aprivano dove fino a un attimo prima c'erano trincee, uomini, sacchi di sabbia. Poco dopo, un gas sconosciuto si diffuse con lentezza e inesorabilità. Le maschere antigas vecchie e giallogore non servivano a nulla. Un odore acre e dolciastro bruciava la gola e faceva lacrimare. Dalla testimonianza del fante Agostino Tambuscio. In questo immane macello e sotto il fuoco infernale che batte metro a metro il terreno, vana è la fatica dei soccorritori. Quella fu la notte più lunga e l'inizio della fine.